Partiamo subito dal presentare il nostro graditissimo ospite, e cioè il sindaco di Cittadella Luca Pierobon. Ancora una volta si conferma la fiera di Cittadella un grande successo con tantissime presenze anche in ambito appunto di stand e di partecipazione. Questa mattina alle prime ore la fiera franca, quindi con la vendita degli animali, del bestiame, ma una festa che si protrae ormai da venerdì sera con una preapertura e l'apertura ufficiale che avete vissuto proprio domenica. A lei la parola, sindaco, per un tuffo insomma in questa grande festa. Sì, dopo il 2019, insomma prima del Covid, eravamo rimasti un po' con l'amaro in bocca, no? Perché ci siamo dimenticati com'era la nostra fiera. Perché purtroppo con il Covid un anno è saltata, un anno l'abbiamo fatta in forma ridotta. Quest'anno finalmente si ritorna alla fiera normale, alla fiera con tutte le sue attrazioni, quindi con i fuochi compresi il lunedì stasera alle 21 o 21:30, quindi una grande fiera. Poi il tempo è stato clemente, gli espositori sono tanti, stamattina al mercato del bestiame con tantissime persone, con addirittura allevatori che sono arrivati addirittura da Cremona, quindi sono partiti nella notte per essere presenti a Cittadella, quindi un grande successo. Ma un grande successo soprattutto per le attività economiche, per chi nella fiera investe, per chi nella fiera fa per guadagnare, per mantenere la propria famiglia, quindi questa è la cosa più importante. Sindaco, so che non è ancora conclusa questa grande festa, riusciamo a dare qualche numero, presenze indicativamente e soprattutto la presenza di chi espone, quindi degli standisti? Ma diciamo che la previsione è di andare a sorpassare le 100.000 presenze, il piano di sicurezza che attualmente è totalmente rispettato, ecco, vede appunto questo trend, e quindi probabilmente con stasera, pensate che solo durante i fuochi saranno presenti 6, 7, 8.000 persone, quindi passeremo tranquillamente le 100.000 presenze. Tantissimi espositori, sono circa 300, senza andare a vedere quelli che sono nel tendone, quindi gli artigiani, e senza andare a vedere quelli che sono invece gli allevatori, ecco, che sono arrivati questa mattina. Quindi una fiera nella nostra media, all'ombra delle mura, con un panorama storico-culturale stupendo. Tantissime corriere che sono arrivate anche per visitare le mura, quindi veramente una fiera che si unisce oltre all'aspetto enogastronomico e all'agricoltura, all'artigianato e al commercio, anche a quello che è l'aspetto turistico e culturale, che è l'aspetto che forse su cui noi puntiamo di più. Ecco, sindaco, lei giustamente sta sottolineando l'importanza di questi eventi. In studio, nell'introduzione, prima di passarci la diretta, hanno ricordato che è un periodo, grazie appunto alle riaperture, molto florido per questi eventi. Ad Arsigo si è chiusa da poco, da qualche giorno, insomma un altro successo. Si sta per chiudere in queste ore, nella giornata di domani, quella di Noventa Padovana, quindi dedicata ai Folpi, e in serata appunto con i fuochi d'artificio la vostra. Insomma è un fiorire, è un ritorno di questi eventi, come sottolineava, molto importanti per l'economia del territorio. Non sono solo festa o momenti appunto di divertimento, ma c'è dietro anche lavoro e economia del territorio, giusto? Beh, sicuramente queste fiere sono importanti sia per le persone che comunque vengono a passare un po' di tempo nelle nostre vie, all'ombra delle nostre mura, ma è importante soprattutto per chi investe nella fiera, per chi viene con il proprio banchetto, per i vari espositori. Sono fiere dove i risultati poi magari non si vedono nell'immediato, ma si vedono poi nel proseguo, perché magari qualcuno poi viene ricontattato per acquistare i prodotti, quindi è fondamentale. Dopo 2 anni di crisi importante, e quest'anno una crisi dovuta all'aumento delle materie prime, all'aumento dei costi energetici eccetera, è chiaro che più c'è la possibilità di far vedere, far provare il proprio prodotto, un prodotto di qualità, perché poi quando i prodotti sono veneti, sono padovani, sono italiani, sono comunque prodotti di qualità che nulla hanno a che vedere con prodotti che magari arrivano da altre parti del mondo, è chiaro che il consumatore è attratto, e quindi il messaggio che deve passare da eventi di questo tipo è un messaggio importante, che è quello di comprare veneto, comprare italiano, comprare padovano, comprare cittadellese, perché solo in questo modo riusciremo a mantenere le nostre attività economiche, e dietro le attività economiche ci sono poi famiglie che ci lavorano, quindi possiamo fare tanto, magari leggendo le etichette quando si va a comprare in giro, o comunque acquistando, ecco, a parte nelle fiere, anche nei vari mercati che si trovano durante tutto l'anno nei vari comuni.
Allora, se non ci sono domande io cedo nuovamente la linea a voi in studio, ma permettetemi da parte di TV7 di congratularmi, insomma, lei ha parlato di famiglia, so che la sua si è allargata, si è ingrandita, quindi complimenti sindaco. Grazie, grazie, infatti le notti sono un po' insonni, però insomma cerchiamo di essere presenti, ma le cose belle della vita ecco, non hanno prezzo sicuramente. Grazie. A voi la linea.